La speranza era sempre quella che si potesse risolvere la questione. Ora è arrivata questa che è una mazzata, non dico imprevista e imprevedibile, però sicuramente non me l'aspettavo in tempi così veloci. Sorpreso ma non del tutto Roberto Padrini nella sua doppia veste di sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno. La crisi Safilo era nota nonostante annunci mirabolanti che prevedevano la trasformazione dello stabilimento di Longarone in un gioiellino. La storia di Safilo è una storia ultracentenaria, fu la prima occhialeria a insediarsi in Cadore alla fine del 1800 e una delle prime a stabilirsi qui nella zona industriale di Longarone. Chiudere lo stabilimento che Safilo costruì grazie ai fondi del Vajont rappresenta una doppia tragedia, anche morale. È un brutto colpo anche dal punto di vista morale, perché Safilo è stata una veramente delle prime aziende che si sono insediate all'interno della zona industriale, quindi è chiaro che anche dal punto di vista morale, affettivo, anche storico, è un bruttissimo colpo, anche perché rappresentava un po' un simbolo della rinascita di Longarone. Ora, spiega Padrin, bisogna fare buon viso a cattivo gioco e guardare in faccia la realtà, per quanto cruda sia. E qua parliamo del futuro di quasi 500 famiglie, sono numeri veramente molto grossi. E state già pensando a dove questi 500 lavoratori potrebbero essere ricollocati? Ma è un lavoro che insieme all'azienda, con il mondo sindacale, con l'assessore Donazzan, abbiamo cercato già di prendere in mano, e ora vediamo se riusciamo in tempi rapidi di trovare un ricollocamento di questi, soprattutto all'interno del settore dell'occhialeria, ma non solo.